Quinta giornata nel campionato Under 19, amici della Wii Sport. Dal Garden di Mili la sfida tra Atletico Messina e Ionica, formazione biancazzurra e formazione Santa Teresina, che hanno visto i rispettivi rinvii nell'ultima settimana. Da una parte l'incontro contro lo Sporting Taormina, dall'altra quello con il Camaro. Vediamo l'11 scelto da mister Ardizzone, con D'Andrea Tripali, linea difensiva a 4 che vede Pino Battiato, Gualberti e Catalano. A centrocampo a 3 Giordano, Cozzo e Cordaro. In avanti Napolitano con Riccardo Libro e Hussein, ex Sporting Atene. Ingressi in campo delle due squadre. Maglia nera quest'oggi per l'Atletico Messina, in giallorosso invece i ragazzi della Ionica, inserti bianchi sia nei calzettoni che nei pantaloncini. Possiamo partire col film del primo tempo dopo le foto di rito da parte delle due formazioni. Aprire il match dopo 5 minuti ci pensa la Ionica, che si rende subito pericolosa con il calcio di punizione battuto da Longo. Il pallone arriva sul secondo palo, colpo di testa che scheggia alla traversa a opera di Interdonato. Reazione dopo 5 minuti da parte dell'Atletico Messina, arriva un traversone dalla sinistra, Hussein prova la girata al volo, bella l'idea, un po' meno l'esecuzione del giovane attaccante. 15esimo e Cordaro a imbastire l'azione offensiva, a servire Napolitano, tentativo in stile futsal di punta, non riesce però a trovare il gol grazie alla deviazione del portiere. Ancora Cordaro che qui sfiora il gol, svetta più in alto di tutti, non riesce però a inquadrare la porta. Calcio di punizione di Giordano, ci prova in tutti i modi l'Atletico Messina, ma oggi non sembra giornata. Arriva un calcio d'angolo, il colpo di testa ancora una volta del solito Cordaro, che non riesce a sbloccare il risultato. Si mette in proprio Riccardo Libro, scavalca un avversario, sinistro centrale ancora Libro, il secondo tentativo si perde sul fondo. Minuto 38, lancio da parte di Longo che riesce a pescare Giannetto a tu per tu con D'Andrea, miracolo del portiere dell'Atletico Messina, che con un grande intervento mette la sfera in calcio d'angolo. Si conclude così il primo tempo, amici della Wii Sport. Reti bianche al Garden di Mili tra Ionica e Atletico Messina. Ci ha provato tantissimo la formazione padrone di casa, buoni gli spunti anche di quella Santa Teresina. Giordano e Riccardo Libro sul calcio punizione, il sinistro di Righi Maraviglia che mette il pallone fuori, poi è De Clo ad accendersi, doppio sombrero, eludere l'intervento di due avversari. De Clo col sinistro ci abbatta la conclusione, ghiottissima chance per la Ionica per trovare il gol del vantaggio. Attenzione però al filtrante per Hussein, siamo già dall'altra parte. Hussein scavacchia il diretto avversario, ancora Hussein col sinistro. Hussein fa tutto bene, meno che concludere verso la porta. Esce Cozzo dentro Lombardo, esce Gualberti dentro Restuccia. Questi due cambi per mister Ardizzone. 4 minuti più tardi si sblocca la sfida del Garden di Mili, perché è Riccardo Libro che riceve il pallone lanciato da centrocampo. Riccardo Libro c'ha spazio, vuole superare il diretto avversario, poi conclude, pallone deviato, arriva Hussein ed è 1-0 Atletico Messina. Riesce a trovare il gol del vantaggio la formazione biancazzurra al minuto 67 con l'ex Sporting Atene. Hussein è fortunato a trovarsi al posto giusto al momento giusto, ma arriva la reazione immediata della Ionica. Sarà infatti un botta e risposta a calcio d'angolo dalla sinistra, il pallone che finisce sul secondo palo. Caricali col colpo di testa, traiettoria velenosa per il portiere D'Andrea che non può nulla, e il gol dell'1-1. Si sono fatte male in questo secondo tempo Atletico Messina e Ionica, ma è tutto in equilibrio. Alla Garden di Mili prova nuovamente a scuotersi dalla panchina l'Atletico, esce Napolitano dentro Giacoppo, siamo all'80esimo, calcio di punizione che viene deviato. Rizzo riesce ad agguantare la sfera, cross dalla sinistra, ancora Hussein che stavolta non riesce a essere concreto sul più bello, non trova il gol del 2-1, minuto 87, e sempre Hussein a scardinare la difesa avversaria. Qui chiede una triangolazione a Lombardo che gli restituisce il pallone. Hussein carica il mancino, forse è deviato. Rizzo in due tempi riesce a far sua la sfera, continua a spingere l'Atletico Messina, siamo davvero nei minuti finali. Hussein chiama il passaggio dalla destra, fa tutto invece solo Riccardo Libro che mette dentro, pallone allontanato dalla difesa della Ionica. Poi qui il sinistra giro, D'Andrea è bravo a respingere, il pallone rimane lì, chiusura difensiva come meglio non si potrebbe in casa Atletico Messina. E poi il triplice fischio al Garden di Mili, finisce 1-1 da Atletico Messina e Ionica.